In Natale in casa Copiello del 1931, il protagonista, Luca, rimprovera la moglie Concetta che secondo lui non è in grado di preparare un buon caffè. Conce, ti sei immortalata. Che bella schifezza che hai fatto. Non ti piglia a collere, Conce. Tu sei una donna di casa, sai fare tante cose. Per esempio, la frittata caciapolla, come la fai tu, non la sa fare nessuno. È una pasticceria. Ma un caffè non è cosa per te. Un vero monumento alla bevanda nera è il monologo che apre Questi fantasmi del 1946. Edoardo alla finestra parla con il professor Sant'Anna, dirimpettaio che noi spettatori non vediamo mai. A noi altri napoletani toglieteci questo poco di sfogo. Io per esempio a tutto rinuncerei, tranne a questa tazzina di caffè, presa tranquillamente qua, fuori al balcone, dopo quell'oretta di sonno che uno si è fatto dopo mangiato. E me la devo fare io stesso, con le mie mani. Lei, scusate, chi mai potrebbe prepararmi un caffè come me lo preparo io? Con lo stesso zelo, con la stessa cura. Capirete che, dovendo servirmi me stesso, seguo le vere esperienze e non trascuro niente, perché quella poi è la cosa più difficile. Indovinare il punto giusto di cottura, il colore, a manto di monaco, color manto di monaco. È una grande soddisfazione.